Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. È stato aperto da un minuto di silenzio per Lorenzo Parelli, il 18enne, morto venerdì scorso a Lauzacco, l'incontro per la giornata della memoria organizzato dalla Prefettura di Udine insieme al Comune e all'Ufficio Scolastico Regionale. Il cuore dell'evento è stato il dialogo tra gli studenti e Paola Del Pin, medaglia d'oro alla Resistenza, insieme al professor Zannini dell'Università di Udine. Del DIN, un incontro molto partecipato che ha visto gli studenti molto attenti e tante le curiosità che hanno posto alla professoressa Del DIN. Era giusto in questa giornata dare poi spazio soprattutto a una testimonianza così diretta, perché noi in questo momento abbiamo bisogno ancora di testimonianze dirette su un periodo della storia su cui addirittura ci sono teorie negazioniste. Mi fa facile ricordare che di questi tempi si parla anche di negazionismo per altre situazioni, quindi il messaggio è ambivalente, non facciamo confusione, cerchiamo veramente di evitare sovrapposizioni che in questo momento sono anche, come dire, umilianti per chi poi le riceve. Se ne è parlato infatti appunto nei discorsi che si sono tenuti qui sul palco del Centro delle Grazie. Paola, la professoressa Del DIN è una testimone importantissima della storia del Novecento ed è importante appunto che tramandi questa storia alle nuove generazioni. Sì, il messaggio del ricordo, della testimonianza, della memoria che, come diceva Liliana Segre, deve essere inoculato come un vaccino sempre, non è oggi solamente la giornata della memoria, ma deve essere coltivato e curato e i ragazzi in questo credo siano stati attenti osservatori di questo fenomeno e proprio per evitare che si possano riproporre situazioni simili a quelle raccontate oggi. L'abbiamo detto nei giorni scorsi, la giornata della memoria non è solo oggi, ci saranno altri eventi a Udine molto importanti, il più importante è quello della posa di 9 pietre d'inciampo per 9 poliziotti tragicamente morti nel corso di quelle terribili ore. Sì, su questo stiamo ragionando anche con la questura, col questore, perché probabilmente sarà presente il capo della polizia, ma ovviamente aspettiamo tempi migliori anche perché deve essere un momento celebrativo importante, perché purtroppo è stato veramente importante l'impatto sui colleghi della questura. Gervasutti, abbiamo visto gli studenti molto attivi, molto interessati e molto partecipanti a questo incontro con la professoressa Del DIN. Anche dopo, anche quando è finito l'incontro, si sono fermati a fare domande, a chiedere curiosità. È stata offerta ai nostri ragazzi un'esperienza unica, perché ascoltare dal vivo una testimonianza così importante come quella della professoressa Del DIN è impagabile, un'occasione di arricchimento personale. Infatti, come diceva lei giustamente, ho visto ragazzi che poi al termine della manifestazione si sono intrattenuti con la professoressa perché avevano il desiderio di approfondire alcuni aspetti. Infatti sono saliti anche sul palco nel corso di questa cerimonia importante a farle delle domande, a trasmettere appunto e a rappresentare l'importanza di una giornata come quella di oggi, l'importanza di ricordare. Sì, mi ha fatto molto piacere anche nei giorni precedenti a questa manifestazione vedere il coinvolgimento di questi ragazzi, di questi liceali che sono stati parte attiva nell'organizzazione della manifestazione. Straordinaria, permettetemelo di dirmi anche di dire, l'esibizione della nostra orchestra, l'orchestra autogestita degli studenti del liceo Stellini, che alla fine veramente ha lasciato tutti quanti senza fiato, perché l'esibizione è stata davvero estremamente toccante. Anche Pordenone ha reso omaggio alle vittime dell'Olocausto con una doppia cerimonia. Oltre alle autorità civili e militari sono intervenute anche la comunità ebraica di Trieste e l'Associazione Nazionale degli ex deportati. A prendere la parola è anche Eliseo Moro, oggi 94enne, che ha conosciuto l'inferno di Dachau, ma mi ha salvato la voglia di tornare a casa, ha detto, ma forse il mondo non ha ancora imparato del tutto la lezione. Giornata della memoria a Pordenone, tante le ricorrenze in tutta la regione, anche qui insomma la commemorazione. Eliseo Moro, ex deportato a Dachau, ogni anno presidente dell'ANED, pronto a testimoniare quello che è stato quell'orrore, un messaggio sempre per i giovani. Oggi è stata una bella giornata, tanta gente che sono venuti a rispettare il milione di morti di tutte le nazioni europee e c'erano anche diversi ragazzi che non sempre sono qui a commemorare assieme a noi. Oggi ce n'erano una ventina di giovani e sono contento che siano venuti perché vuol dire che qualcosa entra in qualche posto. Qual è l'insegnamento più grande che si può continuare a tramandare in questa giornata? E che questo è veramente che devono la parola, il ricordo, che sia nella testa, non sempre diciamo, ma
un po' ogni tanto, che entri e che esca fuori con parole buone. Questo è il nostro impegno per quei 4 giorni che ci rimangono. Il suo ricordo purtroppo di quei giorni tristi, bui, dolorosi, in quell'inferno che ha vissuto? La fame, il freddo, e ci mettevano nudi a ammazzare i pidocchi. Quello era il momento più brutto della giornata che avevamo nel campo. Cos'è che vi ha dato la forza di uscire da lì? La speranza di tornare a casa. Quella era il pensiero non mio solo, di tutti quelli che erano dentro nei campi. Tornare a casa, vedere la propria casa. Più di tutto si pensava riposare, dormire, distendersi, riposare, tanto sonno. A oltre 70 anni ci si è riusciti a dare una spiegazione di quello che è successo o è imperdonabile comunque, nonostante il passare del tempo? Vedi che è qui di nuovo, in giro dappertutto, gira l'Europa dappertutto, si battono, si pestano. Non crede che insomma questo insegnamento sia stato assorbito in pieno ancora dal mondo? Speriamo, ma dubito, visto quello che succede in giro. Oggi, a distanza di tanti anni, il popolo ebraico come rivive tutto quanto è successo e come lo riesce a testimoniare ancora? In Israele la Shoah viene celebrata chiaramente perché è la cosa che riguarda tutto il popolo molto da vicino. C'è una sirena che viene, si sente il suono della sirena che dura 1 minuto, che attraversa tutto il paese, tutto si ferma per 1 minuto in meditazione e si chiama Yom HaShoah ve'Gevurah, perché è importante. Yom HaShoah, giorno della Shoah e dell'eroismo, Gevurah, perché gli ebrei non sono stati solo liberati da 27 gennaio da Auschwitz dall'armata russa o dagli alleati, ma hanno anche combattuto con la brigata ebraica, hanno combattuto il nazifascismo, si sono ribellati. Hanno fatto la rivolta del ghetto di Varsavia, il Sonderkommando, quindi insomma è un momento di riscatto. Israele rappresenta questo. Sindaco, oggi insomma una cerimonia importante, questo ricordo insomma doveroso per tramandare anche e soprattutto ai giovani, ecco quanto accaduto. Noi abbiamo sottolineato una cosa: il rischio concreto e reale non è quello legato a sparuti marginalissimi gruppi di nostalgici, ma è legato all'oblio, cioè il rischio di dimenticare e di ricordare solamente in questa giornata. In realtà studiare la storia significa tramandare principi e valori che sono incardinati nella nostra Costituzione, nel nostro diritto, e ricordarci che purtroppo oggi la minaccia ha assunto un volto diverso, che però, ripeto, non è il volto di qualche estremista, ma è il volto di interi stati, di nazioni, di terroristi, con la loro capacità di fascinazione, soprattutto su frange magari di popolazioni più deboli dal punto di vista culturale. Ecco, dobbiamo fare in modo che esista una cortina culturale, una cortina ideale che consente di dire che davvero ciò non potrà mai più capitare. Ma purtroppo i eventi di guerra, gli eventi terroristici, la posizione di alcuni stati, soprattutto a livello diciamo, del Medio Oriente, fa temere che questi eventi siano ancora tutt'altro che scomparsi. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea, ed ora un'altra testimonianza nel giorno della memoria. Scopriamo la storia di Silvio Loretti, nato in un campo di lavoro nel dicembre del 1944 e una infanzia da apolide. Lo ha sentito per noi Isabella Gregoratto. Si chiama Silvio, è nato il 23 dicembre del 1944 in un campo di lavoro. A Kristianstad, era un campo di lavoro femminile e
Io sono nato il 23/12/44, però quel campo lì l'hanno liberato i russi prima di febbraio, perciò un mese mi avranno nascosto sotto qualche panca, qualcosa, e sono ancora qua. Ecco, mia madre è morta a Trieste nel 52, non aveva neanche 30 anni, perché ha preso nel campo la TBC bilaterale. E come era stata deportata perché lei era una partigiana, l'avevano portata. Lei è una staffetta partigiana, lei portava da mangiare ai tedeschi, l'hanno presa, è sposata, hanno preso anche lui, però il fatto sta che l'hanno internati a settembre, io sono nato in dicembre, di solito sono 9 mesi, perciò lui mi ha disconosciuto, che io mi chiamavo De Stefani Silvio fino alla quinta elementare, con la pagella della prima media, un nome fittizio che me l'ha dato il Tribunale di Trieste, Loretti, oggi come oggi mi chiamo Loretti. No? Solo è una storia che i giovani devono saperla, che non ritorni più. Tutto lì il discorso, no? Ecco, ma dobbiamo dire che lei è stato uno dei pochi nati, no? In questo campo di lavoro. Nel campo lì su 3000, sì. C'è un film che ha fatto il giornalista Capozzo, sì. Su 3000 siamo rimasti in 200, no? E gli altri non so, perché io come ho detto prima, io un mese mi hanno nascosto, sono ancora qua, ecco, però sono uno dei pochi che può testimoniare, perché poi è stato un errore, perché Spalato degli anni era la Dalmazia, era Italia. E io però fino a 22 anni ho lavorato col permesso di soggiorno come i profughi di adesso. Quando ho fatto la domanda per diventare italiano, correggere l'errore, no? Perché ero apolide, ma in effetti ero cittadino italiano dalla nascita e ho tutti i documenti che dimostrano, insomma. Ecco, quindi tutte le conseguenze che lei si è portato dietro proprio per quanto accade in quel periodo buio. Quello dico che non devono ritornare più, no? Tutto lì, è giusto che i giovani sappiano, no? Ecco, questo mi rimane nel cuore di dire questo, perché anche adesso nel telegiornale vede la Russia lì che mette, ancora devono giocare alla guerra, basta, no? Basta, no? Ecco. E quello lo sento dal cuore, perché so io cosa ho patito nella mia gioventù, che io gioventù non ne ho avuta, no? Ed ora cambiamo argomento. Il governo ha accolto le istanze della Federazione dei Tabaccai sul controllo a campione del Green Pass alla clientela. Un sospiro di sollievo per gli esercenti che ora si sentono più tranquilli. Ascoltiamoli. Green Pass in tabaccheria, il governo accoglie le istanze appunto dei tabaccai. Adesso controllerete a campione. Siete più contenti, più tranquilli? Beh, certamente sì, siamo più tranquilli, anche perché sì, era assurdo la disposizione che era fatta all'inizio. Sì, siamo contenti, insomma, finalmente. Avete avuto delle difficoltà? Come è stata accolta all'inizio questa decisione dai vostri clienti? Ma all'inizio erano preoccupati, perché anche loro, cioè, come ho già detto, questo è un lavoro molto veloce e quindi c'è una perdita di tempo sia da parte nostra ma anche da parte del cliente. E questo ha sollevato un po' dalla preoccupazione dei nostri clienti, questa cosa qua, sì. Quindi adesso come agirerete? A campione ogni tot? Come vi organizzerete? Faremo chiaramente, se non c'è tanto lavoro, tanto traffico, che non ci sia troppa gente ferma fuori dalla porta, non controlleremo. Se ci sarà meno gente controlleremo, certamente. Già comunque avendo le slot noi controllavamo chi entrava a giocare con le slot, quindi diciamo così che già facevamo un controllo a campione. Però con quest'ultima novità lavorerete con più tranquillità, ecco. Beh, certamente, questo sicuramente, sì, per fortuna hanno cambiato un po' le regole. Sì. Green Pass controllato a campione, voi tabaccai lavorerete meglio adesso? Beh, certamente sì, era proprio improponibile quello che chiedevano, sono piccole realtà, ecco adesso sono con mia moglie ma spesso sono da solo, è praticamente impossibile uscire, controllare il cliente, poi rientrare con il cliente, poi riuscire, poi rientrare, poi riuscire, è un lavoro proprio che non poteva proprio essere fatto. Quindi siamo contenti che ci hanno ripensato e ci hanno esentato da questi controlli. Lo controllerete a campione, insomma, magari... Sicuramente, anche se poi i nostri clienti sono sempre gli stessi, quindi li conosciamo, sappiamo già. Sicuramente faremo questi controlli a campione. Signora, quando l'avevamo intervistata, lei era piuttosto arrabbiata, adesso è più tranquilla, venga qui davanti così.
perché ci fanno lavorare anche a noi tranquilli, perché se no dovevamo litigare con i clienti, perché comunque ci sono clienti che non accettano questa situazione e a me dispiace questa situazione qua. Le vostre, diciamo, preoccupazioni sono state ascoltate dal governo? Sì, grazie, almeno in questo. Signora, nel suo tabacchino adesso dovrà controllare ma a campione il Green Pass, è più tranquilla? Sì, siamo sicuramente più tranquilli perché sicuramente gli assembramenti non ci saranno, tornerà al lavoro normale, lo controlleremo a campione, sappiamo già eventualmente chi non ce l'ha, quindi staremo attenti a chi non ce l'ha e continueremo così. Insomma, lei era preoccupata soprattutto per le code e per la richiesta di sigarette all'esterno? Esatto, io ero preoccupata per le code e per la richiesta di sigarette all'esterno, la reazione dei clienti, perché non sempre sono tranquille. Ecco. E quindi adesso insomma lavorerà con più calma? Con più calma, sì, più serenamente sicuramente, insomma, perlomeno non avremo un impatto così drastico, ecco. Ne ha parlato tutta Italia, è diventata anche un simbolo di coraggio e caparbietà. Stiamo parlando della più giovane professoressa d'Italia, solo 18 anni. Una volta a settimana dalla Campania si reca a Tisana in aereo per insegnare in 2 laboratori dell'Istituto Tecnico Superiore Enrico Mattei. La baby prof è stata assunta tramite MAD, ovvero la domanda di messa a disposizione rapida. La nostra Isabella Gregorato l'ha raggiunta per conoscere meglio la sua storia e il suo sogno di indipendenza. Ci troviamo alla Tisana, all'Istituto Enrico Mattei e proprio qui abbiamo incontrato l'insegnante più giovane di tutta Italia. Si chiama Adele Federico, ha 18 anni. Pensate che lei ogni giovedì prende l'aereo, perché lei vive in provincia di Salerno, a Scafati, prende l'aereo, arriva all'aeroporto di Venezia, da Venezia prende il pullman e raggiunge la Tisana per venire a insegnare in questo istituto. Ma facciamoci raccontare la sua storia. Adele è arrivata qui alla Tisana, tra l'altro come si sente con quasi coetanei, no? Sì, alla fine sono comunque quasi coetanei, i ragazzi comunque sono molto, comunque ho trovato sempre un clima molto tranquillo, molto calmo e mi sono sempre relazionata bene sia con i ragazzi ma sia comunque con il docente e anche con il preside soprattutto, quindi sì, mi sono sempre trovata molto bene qui. Ecco, ma anche il fatto, no, di fare tanta strada, perché io così ho riassunto, no, arriva in aereo, quindi il giovedì prende l'aereo? Sì, appunto, parto la mattina presto, prendo l'aereo, arrivo a Venezia, faccio giusto 2 ore di pullman, una mezz'oretta a piedi e arrivo qui a scuola. Faccio queste 2 ore e poi riprendo il pullman, riprendo l'aereo e torno comunque di nuovo a Napoli. E arriva a Napoli a che ore? Poi a Salerno? Sì, arrivo a Napoli verso le 10 e mentre comunque arrivo a Salerno ci impiego comunque almeno una mezz'oretta, quindi verso le 10:30, sì. Quindi anche uno spostamento piuttosto costoso, quindi sì, bisogna proprio desiderare, no, di venire a insegnare. Sì, infatti diciamo che il guadagno comunque non ricopre tutte le spese, ma alla fine questa cosa non mi importa più di tanto perché sono molto felice di comunque insegnare qui, ma anche e soprattutto il clima di questa scuola che mi è piaciuto davvero tanto e non lo faccio soprattutto perché comunque è una mia passione. Ma chi è Adele Federico? Raccontiamo un po' la sua storia. Diplomata, adesso frequenta l'università? Sì, appunto sono uscita con diploma da 100 nell'Istituto Tecnico Biotecnologico e adesso appunto sto frequentando l'Università di Tecnologie Alimentari a Portici a Napoli. E quindi l'insegnamento è la sua vocazione? Sì, certamente. Infatti spero comunque di riuscire a diventare anche insegnante di chimica in futuro. Ecco, infatti qui adesso al Mattei che cosa sta insegnando? Sì, qui adesso insegno laboratorio chimico, quindi mi occupo più della parte pratica che di quella teorica.
Ma che effetto fa essere in classe con persone che hanno più o meno la stessa età? In realtà non sento comunque tanto questa differenza di età, sì. Diciamo, riesco comunque a relazionarmi bene, c'è sempre comunque un clima molto attivo, e questo diciamo è anche grazie al mio collega che mi sta accanto, il professore Tancredi Pappalardo, e quindi diciamo riesco a gestire bene tutte le lezioni e fare con lui anche molte attività di laboratorio. Ecco, con noi c'è anche il dirigente dell'Istituto Mattei, Luca Bassi. Ecco, diciamo che Adele è arrivata qui attraverso la MAD, ma ci spieghi un po' come funziona questo meccanismo, perché appunto far arrivare un insegnante da tanto lontano. Sì, le messe a disposizione sono importanti, è l'ultimo anello che diciamo così, consente alle scuole di poter completare l'organico dopo aver percorso insomma, tutte le graduatorie precedenti. Anche le MAD sono soggette comunque a un discrimine da parte della scuola, c'è un regolamento, c'è quindi una selezione. Nel caso della professoressa è già una classe di concorso insomma, molto limitata, proprio insomma, no, di nicchia, e quindi è già difficile trovare, diciamo così, tradizionalmente dei docenti disposti a prendere anche contratti così limitati, perché le ore poi in realtà sono solo 2. Quindi noi siamo, come dire, siamo grati alla professoressa anche per lo sforzo che fa, e sono molti i ragazzi che vengono dal sud Italia, che si cimentano nell'insegnamento, facendo anche tanti chilometri, e casomai appunto anche rimettendoci in prima istanza da un punto di vista economico, perché è chiaro che insomma, gli stipendi anche, va bene, quelli proprio a cattedra completa non sono purtroppo molto larghi di maniche, ecco. Quindi questo è uno sforzo che permette però al sistema scolastico, specialmente nelle regioni del nord, di funzionare e appunto di erogare poi un servizio di qualità, perché comunque appunto, come ha spiegato la professoressa, sono ragazzi generalmente giovani che hanno voglia di fare, che sono appena usciti dal ciclo di studi e quindi possono anche, come dire, no, dare un quid di più, e i ragazzi li sentono vicini a loro proprio perché c'è una differenza anagrafica che è meno marcata rispetto a quella dei docenti insomma, di più vecchia data. Bene, chiudiamo questo intervento qui al Mattei di Latisana proprio con i sogni di Adele. Grazie mille. Sì, io diciamo ho sempre avuto questa passione per l'insegnamento, infatti spero comunque l'anno prossimo di ricevere un'ulteriore chiamata e continuare comunque questo mio percorso, lo spero tanto. Bene. Qui da Latisana è tutto, restituisco la linea allo studio. La nostra Isabella Gregorato, noi siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.